Radio Amore presenta Punto d'incontro, programma di informazione politica, sociale e culturale. Conduce in studio Ubaldo Scarantino. Buongiorno e buon sabato a tutti i nostri radioascoltatori. Oggi per punto di incontro ritorniamo a parlare della moneta complementare grano insieme a Giuseppe Pizzino. Giuseppe. Buongiorno Ubaldo, grazie per l'invito. Allora, noi già ti abbiamo avuto tempo fa ospite in questa trasmissione dove ci hai spiegato che cos'è la moneta complementare grano e a cosa serve sostanzialmente, però è bene in poche parole che ce lo ricordi. E allora, innanzitutto grazie a Radio Amore per averci invitato ancora una volta attraverso i vostri microfoni a dare la possibilità alla gente di essere informata sulla nostra iniziativa. L'iniziativa che stiamo portando avanti non è altro che un'iniziativa popolare attraverso la quale, si chiama appunto per la moneta siciliana a grano, sì, attraverso la quale intendiamo, l'abbiamo già promossa, abbiamo già portato all'attenzione del Parlamento siciliano, attraverso il quale intendiamo che il Parlamento siciliano adotti questa moneta siciliana complementare all'euro naturalmente. Il DDL 730 è stato presentato a marzo, se non sbaglio. E allora il percorso sì, è stato questo. Noi il 17 dicembre abbiamo depositato, come previsto all'articolo 12 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, un progetto di legge di iniziativa popolare. Poi nei 90 giorni successivi abbiamo raccolto più di 10.000 firme dei cittadini siciliani, l'abbiamo depositato presso il Parlamento, il 27 di marzo è diventato appunto il disegno di legge numero 730, dopodiché siamo andati in terza commissione parlamentare attività produttive dove l'abbiamo illustrata a tutta la commissione e abbiamo depositato tutta la documentazione che dimostra come attraverso questo sistema monetario si riuscirebbe a realizzare subito 250.000 posti di lavoro e a dare un reddito di cittadinanza o reddito sociale, noi preferiamo chiamarlo reddito sociale, a tutti i siciliani. Ma non è stato facile, da quello che so, arrivare in terza commissione. Avete fatto anche lo sciopero della fame. Sì, sfortunatamente la cosa che più ci preoccupa, ci amareggia, è vedere che praticamente i nostri deputati regionali, di fronte sì, a un omaggio, perché d'altra parte è un'iniziativa di un'associazione di promozione sociale, quindi noi non siamo politici, noi siamo dei semplici cittadini che si sono messi all'opera per proporre una soluzione. E la cosa che ci amareggia è che di fronte alla soluzione noi vediamo che tutti i nostri politici scappano. Cioè, praticamente siete osteggiati a 360 gradi da tutto l'arco parlamentare siciliano, perché c'è questa sì, la cosa credine. Sì, ma non lo so, guarda, noi siamo arrivati ormai a una considerazione. Praticamente, sebbene tutti si dichiarano contro il sistema monetario euro, contro la BCE, contro Bruxelles, contro Francoforte, nel momento in cui in modo concreto, in modo serio, in modo documentale, in modo anche dimostrativo riesce a proporre una soluzione diversa, che è una soluzione di prosperità e benessere, tutti l'avversano perché, essendo dei politici, da un certo punto di vista vorrebbero assumersi la paternità
perché ognuno ci vorrebbe mettere il suo cappellino, come si suol dire, no? Tutti amano mettere il cappellino o il cappello sopra questa iniziativa e noi ci siamo battuti appunto perché rimanga un'iniziativa popolare, un'iniziativa portata avanti da un'associazione di promozione sociale che si chiama Progetto Sicilia, e questo è il motivo di scontro. Però sebbene le loro ostilità non hanno fatto i conti con quello che è la nostra determinazione, perché non li abbiamo lasciati in pace un attimo, abbiamo sempre scritto, li abbiamo sfidato nei convegni, in tutti gli incontri, siamo andati in tutti i gruppi parlamentari presso l'ARS, siamo andati anche, non ultimo, proprio vicino a casa tua, abbiamo incontrato il Movimento 5 Stelle, che non si capisce perché proprio il Movimento 5 Stelle, che dovrebbe essere la voce del popolo, ce lo troviamo contro. E quindi siamo stati il giorno 20, mi pare sabato 20 settembre, a Caltanissetta, quando c'è stato l'incontro regionale dei grillini, e abbiamo avuto da parte loro l'impegno, già che non è stato mantenuto perché doveva avvenire entro settembre, già siamo al 4 ottobre, non è avvenuto, si doveva costituire un tavolo tecnico che noi chiediamo da un anno, purtroppo ancora ad oggi non è avvenuto. Tra l'altro il più infaticabile nemico tra i grillini del progetto Sicilia è l'onorevole Sergio Tancredi, il quale in una disputa sul social network Facebook ha apostrofato un promotore del progetto Sicilia, Fabio Maggiore, laureato, che abbiamo avuto anche ospite in questa radio, laureato a Pisa in economia e commercio, che ha detto butta la laurea, strappa la laurea, ma solo perché lui il responsabile economico in Sicilia del Movimento 5 Stelle ed è un preparatore atletico, questa la dice tutta sulla... Sì, ma solo perché avevano dei punti di vista diversi, ma la cosa che più ti lascia, interdetto è che proprio i grillini che combattono il sistema in questo momento li vediamo, a fianco al sistema e contro un'iniziativa popolare. Questo non si spiega se non guardando proprio cosa stanno facendo i grillini, in questo caso Sergio Tancredi, che già da solo si scredita perché è uno che non versa quello che dovrebbe versare al movimento e l'ha fatto dopo che noi l'abbiamo sfiduciato formalmente. E non ultimo, ieri è uscito nella lista di quelli che vanno dentro il Parlamento, vanno a fare il self e poi escono, no? Sì. Per prendersi, come si suol dire, il gettone di presenza. È una roba che è proprio quello che i grillini hanno sempre combattuto, criticato, e praticamente vediamo che sono loro i primi a praticarlo. Io non voglio generalizzare, qui non stiamo parlando di tutto il movimento dei grillini, però noi abbiamo avuto la sfortuna di trovarci un ignorante che praticamente è stato, circuito, perché questa è la parola più giusta da usare, da un banchiere internazionale che è Biagio Bossone, dall'Università di Palermo. Gli hanno fatto credere che era un fenomeno e invece era un povero ignorante. Questa è la verità. Tra l'altro anche Progetto Sicilia si avvale dei metodi, tra virgolette, grillini, nel senso che anche voi fate le dirette sempre, quando fate le vostre azioni vi accompagnate con una videocamera e documentate tutto quello che c'è da documentare. Giusto per... Infatti quando vedono la nostra telecamera si terrorizzano, no? No, spegni la telecamera. Dico, ma come, non eravate voi quelle della diretta streaming? Immagina che quando siamo stati in terza commissione il 6 maggio abbiamo chiesto ai due grillini che erano presenti, appunto Sergio Tancredi e Matteo Mangiacavallo, di farsi autorizzare per la diretta streaming. E loro invece si sono opposti proprio loro alla diretta streaming. Dico, siamo al paradosso, dico, ma come? Voi rimproverate agli altri di non darvi visibilità, che non amano il controllo, e proprio quando c'è da confrontarsi con voi siete i primi che rifiutate il confronto. E noi da un anno cerchiamo. Guarda, è importante che il gruppo parlamentare dei grillini faccia proprio questa iniziativa, innanzitutto perché non si riuscirebbe mai ad avere i numeri
sufficiente perché questo disegno di legge diventi una legge. Quindi noi li stiamo marcando, li stiamo sfidando al confronto, prima al dialogo, adesso al confronto, ma anche allo scontro. Non è che ci tiriamo indietro, però non possono e non dovrebbero in nessun modo dovrebbero farlo proprio questo, perché parliamo di reddito di cittadinanza, parliamo di posti di lavoro che in questo momento si devono creare subito. La Sicilia sta affondando, su tutti i tavoli non c'è nessuna soluzione, l'unica soluzione in questo momento che c'è su tutti i tavoli, sia tecnici che politici, è il progetto Sicilia, che è supportato da un'iniziativa popolare. Quindi noi chiediamo che questa iniziativa popolare, questa soluzione contro il degrado, la povertà, la migrazione giovanile, venga esaminata subito, perché i tempi ormai sono quasi scaduti perché gli effetti si possano produrre nel 2015. Questi effetti per poterne beneficiare nel 2015 dovremmo avere una legge già approvata in ottobre, e vedendo i tempi che loro hanno, il modo come lavorano, hanno lavorato solo 15 ore in 3 mesi, quindi noi sappiamo già in partenza che è un'impresa disperata. Quindi chiediamo che lo facciano subito entro ottobre, se no rischieremmo di buttare via una soluzione e rimandare la ripresa, il benessere, la prosperità di un anno, e noi ci stiamo battendo per questo. Una soluzione, dicevamo, concreta, che si basa su degli articoli precisi dello Statuto siciliano, cioè una soluzione che è stata studiata e che è possibile solo in Sicilia perché abbiamo lo Statuto autonomo di un certo tipo. Quali sono gli articoli di riferimento? Sì. Guarda, innanzitutto il primo articolo è proprio l'articolo 12, che dà la possibilità al popolo, ai cittadini, di essere protagonisti, di sostituirsi al Parlamento. Quindi l'articolo 12 consente l'iniziativa popolare. Questo in assoluto è il primo articolo, quindi dà la possibilità ai cittadini che si mettono insieme, 10.000 cittadini, di promuovere un progetto di legge, e quindi questo è il primo articolo. Ed è quello che è stato fatto. Esatto, questo l'abbiamo già, e questo smentisce tutti coloro che dicono che lo Statuto non serve a niente. Invece noi abbiamo una Carta Costituzionale, che è lo Statuto, che è parte integrante della Costituzione italiana, che è di una bellezza inimmaginabile. Tu prova a pensare che sia la Catalogna che la Scozia si stanno battendo per avere le stesse prerogative che sono scritte nello Statuto speciale della Regione Siciliana. Quindi, tanto per capire quanto è bello questo Statuto di 43 articoli. Quindi abbiamo parlato dell'articolo 12, che significa sovranità legislativa, ma poi parliamo dell'articolo 36. L'articolo 36 significa sovranità fiscale e tributaria, cioè in Sicilia la Regione siciliana può determinarsi i tributi che vuole, abolire riscossione Sicilia, la famosa SERP, che non serve a nulla perché è un carrozzone che mangia solo soldi, aggravando i cittadini che sono in ritardo nel pagare le tasse. Quindi l'articolo 36 può determinare le tasse. L'articolo 40 dello Statuto, soprattutto il secondo comma, che dà la possibilità del controllo monetario, perché nello Statuto, come nella Costituzione italiana, non si parla né di lira né di euro, si parla di valuta. Avere il controllo della valuta locale significa avere il controllo monetario. Avendo il controllo monetario significa che puoi accreditare tutta quella moneta, tutta quella liquidità che serve al popolo che in questo momento ne ha bisogno. Siamo in un momento di deflazione e quindi è assolutamente necessario far arrivare i soldi, il denaro ai cittadini in modo gratuito, senza che costino niente. I soldi vanno accreditati perché spendendoli, soprattutto chi non li ha, se tu glieli dai, glieli accrediti, coloro i quali li ricevono li spendono, e se li spendono nel territorio di riferimento, in questo caso la Sicilia, mettono in movimento l'economia della Sicilia, quindi significa occupazione. Con questa moneta che è garantita
proprio dall'articolo 36 il pagamento delle tasse, chi la riceve sa di poterla spendere, a sua volta pagando le tasse presso la regione siciliana. E infine c'è l'articolo 41, quindi abbiamo detto 36, il 40 il controllo monetario, il 41 è l'emissione di obbligazioni, come se fossero dei titoli di Stato. Questo consentirebbe di andare dai risparmiatori siciliani, proporre un'obbligazione siciliana da acquistare con un altissimo rendimento, e utilizzando queste obbligazioni che sono in euro si possono creare quelle infrastrutture che servono, quindi tutte quelle opere che in questo momento sono necessarie, perché se noi ci guardiamo in giro vediamo che ci sono tantissime cose da fare, dalle scuole, incominciamo a parlare dalle scuole alle ferrovie, la tratta Palermo, Messina, Catania, che se ne parla da 50 anni, ferroviaria, e non è mai fatta. Pensa che Palermo è l'unico capoluogo di un territorio d'Europa non collegato col doppio binario con Bruxelles. Cioè tutto il doppio binario, tutta l'Europa è collegata con doppio binario tranne che Palermo. Cioè, ci sono delle opere che devono essere fatte subito, sono indispensabili, perché soprattutto la viabilità, ma anche l'edilizia popolare, ma anche riparare tutti i danni che ci sono stati dalle alluvioni nel Messinese o dai terremoti nel Catanese, o ancora ci sono delle opere da fare nel Belice. Cioè, ci sono tantissime di quelle cose da fare che non si fanno perché manca la liquidità, e allora creiamo questa liquidità. Quindi, come dici sempre tu, non manca il lavoro, non mancano le cose da fare, mancano i soldi, manca la liquidità. Quindi in questo caso il progetto Sicilia dimostra che si può creare. Esatto. Io ci tengo a fare una precisione, proprio che sia chiaro. Il progetto Sicilia è rispettoso di tutte le norme dello Statuto speciale siciliano, di tutte le norme della Costituzione italiana e del Trattato europeo. Quindi quello che noi abbiamo scritto è rispettoso di tutte le leggi e quindi non può essere cassato. Tra l'altro nessuno vi ha contestato nel merito fino ad ora, anzi qualcuno riprende le vostre analisi. Noi, ecco, bravo, praticamente tutti quelli che ci criticano solo perché vorrebbero che il nostro progetto perdesse di visibilità, si spegnesse per poi metterci il cappello. Noi diciamo grazie a Paolo D'Amato, grazie a Joy Cardaci, a Salvatore Caruso e a Fabiuccio Maggiore, poi siamo una bella squadra, siamo in tantissimi. A Palermo c'è Rosario Romeo, ma vi dico siamo disseminati in tutta la Sicilia. Grazie alla forza, alla determinazione di questa squadra, noi finora siamo riusciti non a sminuire la visibilità ma a esaltarla. In questo momento abbiamo tanta visibilità, vorremmo raggiungere tutti i cittadini siciliani, perché non bastano 11.000, per fargli capire che attraverso quello che già c'è in Sicilia potremmo stare non bene ma benissimo. Perfetto, io penso che è difficile, lo so, perché però non bisogna arrendersi e continuare sempre su questa strada. Assolutamente, di arrendersi qui non ne parla nessuno, noi abbiamo messo in croce tutti i parlamentari, noi facciamo bivacchiamo ormai in piazza del Parlamento a Palermo, parliamo con tutti i deputati e spieghiamo ai deputati che questa è una soluzione che deve essere subito adottata per la regione siciliana. Non permetteremo che muoia in fondo a un cassetto, quindi non li lasceremo in pace, li tampineremo, li andremo a inseguire sempre nell'ambito della legalità, del lecito, anche presso le loro stanze, ma noi pretendiamo che quella che è un'iniziativa popolare vada in aula, sia esaminata, se non va bene venga anche rimodulata, migliorata, corretta, ma che diventi una legge della regione siciliana.
E chi vuole può anche andarsi a seguire basta andare su YouTube, ci sono una marea di video proprio delle varie azioni intraprese da Progetto Sicilia a supporto. Sì. Basta scrivere su Google o Moneta e Grano o Progetto Sicilia, abbiamo o sul canale YouTube di Progetto Sicilia ci sono tanti di quel materiale, tante di quella documentazione che possono consentire a chiunque di formarsi una propria convinzione. Uno dei vostri ultimi incontri mi pare è stato con l'onorevole Musumeci, che dopo parecchio tempo si è deciso finalmente a muovere un dito. Guarda, noi siamo contenti, ci dispiace aver avuto anche uno scontro, però d'altra parte per avere attenzione tante volte deve anche alzare il livello, come si suol dire, delle corde vocali, però quello scontro che abbiamo avuto con il presidente Nello Musumeci ha prodotto degli effetti buoni, perché subito dopo questo nostro scontro in piazza del Parlamento si è attivato, ha chiesto che il disegno di legge 730 fosse calendarizzato per essere discusso in aula. Noi ci auguriamo che queste cose che loro hanno fatto abbiano poi un effetto, e siamo certi che lo avranno, perché nessuno dei 90 deputati che in questo momento è in aula può esimersi dal non prenderlo in considerazione. È chiaro, la loro tecnica è quella di farvi stancare, fare calare il sipario piano piano e quindi poi farlo entrare nel dimenticatoio, ma quello che si deve assolutamente evitare. Non ci riusciranno, e di questo vorrei ringraziare anche te che ci stai dando l'opportunità di mantenere viva questo fuoco di speranza, non fiamma, perché noi ci stiamo spendendo sia fisicamente, economicamente e psicologicamente tutti con le nostre forze, e grazie anche a persone come te che ci danno lo spazio, la possibilità di poterla veicolare attraverso degli organi di informazione. Questo ci consente di raggiungere più gente possibile, quindi ringrazio te, ringrazio Radio Amore per averci ospitato oggi e aver potuto raggiungere ancora qualche altro che non è informato sul Progetto Sicilia. Guarda, io spero che come me ce ne siano tantissimi, ma io veramente vi ammiro tantissimo perché vi considero dei veri e propri eroi moderni della Sicilia, tu, Salvatore Caruso, Paolo D'Amato, tutti, insomma, io vi ho visto fare azioni e addirittura vi siete anche incatenati all'Ars per protesta. Li abbiamo chiusi dentro il Parlamento, abbiamo fatto uno sciopero di 10 giorni, 11 giorni di sciopero della fame che è stato pesante e che veramente ci ha provato fisicamente. Vorrei fare un ultimo ringraziamento, se me lo consenti, perché va detto, e questo va fatto a te che ci hai dato una mano anche a raccogliere le firme, quindi tra la squadra, i protagonisti, tra gli attori principali di quelli che si sono spesi nella raccolta delle firme, bisogna citare anche Ubaldo Scarantino, quindi ti ringrazio e fai parte della squadra a tutti gli effetti. Grazie. Io adesso vi devo lasciare, andrò dentro che c'è un incontro con delle altre persone, e dirò magari di venire o a Paolo o a Salvatore Caruso a sostituirmi nella discussione, se c'è ancora tempo o se non serva. Perfetto, io adesso mando un po' di musica, chiedo ai nostri radioascoltatori di rimanere in linea perché tra poco avremo un altro protagonista di Progetto Sicilia. Grazie, a dopo, vi ringrazio. Grazie all'ospitalità, grazie tanto. Sì, pronto? Perfetto, con chi sto parlando adesso? Paolo Caruso Salvatore. Salvatore Caruso. Paolo Caruso. Sì. Perfetto, un altro protagonista di Progetto Sicilia. Allora, Salvatore, qual è l'esperienza di Progetto Sicilia? E allora, guarda, tra le altre cose, tanto prima di iniziare, è parlare della bellissima esperienza di Progetto Sicilia, e questo è stato dovuto grazie al più bello statuto che abbiamo nel mondo.
perché se proprio si prova aggiustati un attimo il telefono perché ti sento, no adesso no, ti sento meglio, perfetto. Mi senti me? Sì. Meglio? Sì, perfetto. Ok, e allora come dicevo, prima di parlare della bellezza di Progetto Sicilia, della vitalità che dà nell'argomentazione, è giusto precisare che partendo dallo statuto più bello del mondo ci ha concesso di utilizzare quest'arma per poter arrivare laddove sarebbe stato impensabile in altre parti del mondo. Mi riferisco proprio all'articolo 12 in particolar modo, perché solo leggendolo mi è dato quell'entusiasmo, quella forza, quella grinta, dove il popolo tranquillamente, che fa il panettiere, io che vendo vendaggio, che sono un commerciante, agricoltori, possono incidere e portare in Parlamento un disegno di legge e sostituirsi ai parlamentari. Sembra una frase di una poesia, ma è tutto vero. E questo fatto, che non dobbiamo necessariamente appoggiarsi ai partiti, come ci è stato detto da 20 anni a questa parte, è diventato già una rivoluzione in sé per sé, che voglio ricordare che proprio grazie a questo articolo 12 è stato considerato nel 1946 lo statuto più tecnologico e avanzato al mondo, perché concedeva al popolo di poter partecipare senza essere un deputato. Ecco, da lì parte tutta, se così possiamo dire, la carovana sociale che ci ha portato alla raccolta delle firme, all'unione dei siciliani di buona volontà, perché di questo si parla, dove mettono da parte l'invidia, mettono da parte il personalismo, e mettono da parte il proprio io e mettono al centro la società nella dignità di ognuno di noi. Quindi, mettono al centro ciò che noi pensiamo nel nostro piccolo. Perché succede questo? Chi ce lo sta impedendo? Ecco, Progetto Sicilia è quella vitalità nell'argomentazione, perché oggi manca un'argomentazione che ti coinvolgono nei fatti, perché siamo sommessi da chiacchiere e queste chiacchiere ti annoiano tempo 5-6 minuti. Oggi non a caso ci troviamo qui a discutere sono un po' emozionato, scusami Ubaldo, sì. Che ci troviamo anche qui a Campo Felice di Roccella, stanno parlando di sovranità fiscale ed energetica, uno dei tanti convegni di Sicilia. Anche lì sulle chiacchiere si sta parlando qualcosa? Da questa parte, sì, ascoltandolo ovviamente, sai, bolle un po' il sangue, perché ti rendi conto che giovani non ce n'è completamente, perché gli stessi figli abbandonano questi padri che ancora continuano a fare le solite tiritere, cioè nel senso che non credono più nemmeno i figli, ciò che dicono i propri padri, che attualmente io li vedo tutti qua, tutte persone anziane, il più piccolo almeno avrà i suoi 60 anni, quindi io che ne ho 35, figurati come mi dovrei sentire io insieme a Gioia, Paolo, perché siamo 3-4 giovani, 5 massimo, che apparteniamo a Progetto Sicilia, dove Progetto Sicilia stimola l'entusiasmo che la soluzione c'è, è percorribile e fattuabile. Ecco, questo è Progetto Sicilia, cioè Progetto Sicilia non è altro che un completamento del ragionamento che oggi manca all'interno del padre col figlio, manca all'interno nei discorsi tra fratelli, manca all'interno delle società. Al bar si discute di niente, a casa si sta zitti, e fuori si cammina con la testa abbassata. Tutto questo perché all'interno ognuno di noi viviamo un malessere sociale. Un malessere che come l'aria non riusciamo a capire che ci sta uccidendo. E proprio come l'aria, faccio riferimento alla moneta, nella stessa maniera deve essere un bene comune, come l'aria e l'acqua, un bene pubblico, per essere più chiaro, pubblico. La stessa parola pubblico, facciamo fatica a capire la differenza tra pubblico e privato. E faccio degli esempi banali, come io parlo al mio figlio di 13 anni, io sono padre di 3 figli, uno di 13 e 2 di 10. Questi ragazzini che mi seguono, perché lei dice, papà, dice, sì, ma te lo fanno fare, dice, non è che questi deputati poi così te lo fanno fare. Allora io, per drammatizzare e farglielo capire in maniera genuina, io ho fatto un esempio semplicissimo. Guarda, dico, Giuseppe, quando io ti dico mettiti le scarpe e stai seduto composto, tu lo fai subito? No, te lo dico la prima volta con le buone, te lo dico la seconda volta in maniera un po' più accentuata, ma la terza volta devo essere determinato
a farti sedere con posti e a metterti le scarpe per come si deve. Quindi questo è quello che noi stiamo utilizzando con i deputati. Cioè, qual è l'esempio in realtà? Se noi portiamo queste firme, mi dicevano i figli, dici, ma poi dici te li danno, dici che li fanno fare di questa legge, e allora io gli ho detto, intanto noi facciamo i passi che è giusto fare, e la prima volta portiamo le firme, la seconda volta abbiamo disegnato un disegno di legge, siamo andati in commissione, adesso se ancora loro fanno finta che niente sta succedendo e quindi vogliono essere, se così possiamo dire, sgridati, che ben venga, per un obiettivo che porta in ogni caso alla soluzione. Ecco, questa è la nostra determinazione, cioè non illudersi a dire ah vabbè tanto quelli non ve lo fanno fare mai. Di questi purtroppo non abbiamo avuto mai incoraggiamento da nessuno, nella determinazione e la forza dello statuto che ci hanno portato a rompere qualsiasi muro di plastica, non muro d'acciaio, muro di plastica, cioè muri facilmente distruttibili, facilmente che si possono attraversare senza nessun sforzo, solo che queste barriere create da ventenni nei nostri cervelli non riusciamo più a capire qual è la via d'uscita. C'è tutto in gioco per arrivare a distruggere quanto di bello allo statuto. Un altro esempio che mi viene di fare è considerare lo statuto come una Ferrari. Sì. Solo che questa Ferrari ci hanno detto che ha il motore fuso, non funziona. Sì, è bella di fuori, bellissima, dice la più bella Ferrari, però dice. E allora per 20 anni questi signori che sono i nostri genitori, la generazione che ci ha seguito prima, ci è creduto, è caduto nell'inganno di dico a mio padre, pazienza, dico ok, me ne farò una ragione. In questa Ferrari ci siamo saliti insieme a Giuseppe Pizzini, insieme a Paolo, a Gioia, io, Fabiuccio, la stiamo facendo sgommare che nessuno ancora ci sta potendo fermare. È una Ferrari che ha un motore d'acciaio, addirittura l'abbiamo trovato addirittura col PM, e ci dicevano no è inutile che salite che tanto non parte nemmeno questa Ferrari. Eppure ancora questa Ferrari non solo sta sgommando, ma sta dando filo da torcere a tutti coloro che dicevano che questa Ferrari perdesse la corsa. Questa Ferrari attualmente si trova nel più antico Parlamento del mondo e per la prima volta questa Ferrari viene portata da persone del popolo, da persone che creano economia, da persone che vivono giornalmente e quotidianamente i problemi sociali, che sono lontani dai problemi finanziari che questi banchieri criminali ogni giorno non fanno altro che ucciderci, umiliarci, facendoci sentire inferiore l'uno verso l'altro e si cade spesso nella trappola dell'inferiorità di ognuno di noi. Ecco, questa inferiorità di ognuno di noi la dobbiamo smettere, dobbiamo partire dalla fiducia in noi stessi. Il primo tassello è io posso, io se voglio posso. Questa fiducia in te stessi è la prima scintilla che ti porta a capire con determinazione e logica, quindi questi tre elementi che abbiamo, la determinazione, la logica e l'entusiasmo, questi mescolati insieme diventano un esplosivo che attualmente non c'è nessun avversario che ci può fermare. Allora, Salvatore, siamo quasi in chiusura. Che dà dignità, vita e gioia. Allora, siamo quasi in chiusura, mancano 2 minuti. Io volevo sapere da te quali sono i prossimi passi di Progetto Sicilia. E allora, guarda, i prossimi passi di Progetto Sicilia, per quanto riguarda l'attuazione di questo disegno di legge, già da 4 giorni a questa parte, dopo l'incontro con l'onorevole Nello Musumeci, si sono un po' velocizzati determinati criteri che prima sembravano essere stati impantanati. Quindi ci troviamo già 4, 5, 6 deputati pronti a firmare il disegno di legge, compreso Nello Musumeci, che ha dato la sua disponibilità nel velocizzare, quindi licenziato, come disse lui davanti alle nostre telecamere, questo disegno di legge per portarlo in aula e così potersi esprimere nei prossimi parlamentari. Quindi noi siamo fiduciosi che questo avverrà entro questo mese, ma siamo anche determinati che poi bisogna lavorare anche sabato e domenica, perché non basteranno i 3 giorni lavorativi che loro sono abituati a fare, per far sì che a gennaio la Sicilia si parte direttamente con Progetto Sicilia. Sì. Sì, no, un attimo di stacco abbiamo avuto, perfetto. Dico, io non vi posso che... c'è un voce sento sottofondo, va bene. Intanto
voglio invitare tutti i nostri radioascoltatori chi ha dimestichezza con internet ad entrare nella rete, a cercare Progetto Sicilia a moneta grano e a cominciare a capire di che si tratta e cosa vuole fare il Progetto Sicilia, anche se è semplicissimo, l'abbiamo spiegato prima con Pizzino, quindi non credo ci siano ulteriori spiegazioni. È molto semplice, la creano complicata e quindi è un po' come dire io a mio figlio no, là non ci può andare perché è troppo alto il gradino, quindi io gliela rendo complicata, ma in realtà non è così. Quindi ecco, ci trattano da bambini, e la cosa che mi dà più fastidio di tutti è che siamo persone adulte, 35 anni, 40 anni, 50 anni, 60 anni, come diceva mio padre, ancora tu credi a Babbo Natale. Cioè poi siamo all'assurdità più atroce che potrebbe esistere. Cioè quando un padre è incapace di dare un consiglio a un proprio figlio, è un padre che non vale niente, perché è un padre che è stato ingannato, e questo purtroppo sono i nostri padri, ma non se la devono prendere a male questa situazione, cioè devono reagire e capire che effettivamente ed accettare che sono stati ingannati per andare avanti, perché se non riconosci l'inganno rimarrai fossilizzato e non capirai mai qual è l'inganno che ti sta bloccando, o peggio ancora che ti sta uccidendo. Quindi rinnovo l'invito ad appoggiare Progetto Sicilia, a informarsi, a cercare, a dare il proprio contributo, anche parlandone con altri, facendolo conoscere e divulgarlo il più possibile presso i siciliani. Io ti ringrazio Salvatore, ringrazio te, ringrazio Giuseppe Pizzino, Paolo D'Amato, Fabio Maggiore e tutti gli altri che collaborano con voi con Progetto Sicilia. E spero di risentirvi al più presto con novità importanti, con la notizia che il progetto è stato finalmente approvato in aula all'Ars. Grazie, io volevo ringraziare innanzitutto Radio Amore, che è la prima radio che ci sta ospitando telefonicamente, quindi ci sta dando voce a tutti i tuoi ascoltatori, e questo per noi è un grande onore, perché da sempre abbiamo sempre affermato che questa rivoluzione pacifica culturale deve essere fatta con pace e amore. Grazie a Radio Amore. E grazie a te. Allora, per quanto riguarda il punto d'incontro, terminiamo qui questa puntata. Ci risentiamo sabato prossimo, sempre alle 11:10. Ok. Ciao Salvatore. Ciao Paolo. Chiama Paolo? Paolo? No, abbiamo chiuso. Quella qua non c'è bisogno. Vabbè, se facciamo subito 2-3 minuti. Guarda, te lo dico subito, io un secondo che vado in sala per vedere se lui sta intervenendo o meno. Aspetto 2-3 minuti, mandiamo un po' di musica, allora. Perfetto, ok, va bene. Ok. Non più di 2 minuti, entro 2 minuti già c'è la risposta. Ok, sono per chiamare a Paolo, a dopo, ciao. Allora rimanete ancora in linea, avremo fra poco un altro esponente di Progetto Sicilia. Guardo. Sì, allora siamo tornati. No, Paolo in questo momento sta facendo un intervento e non può essere presente. Va bene, allora chiudiamo qui la trasmissione. Come dicevo prima, vi ringrazio ancora per essere stati qui presenti con noi. Per quanto riguarda il punto di incontro, ci risentiamo con i nostri radioascoltatori per sabato prossimo, sempre alle 11:10. Arrivederci.